Allora, lasciamo di nuovo questa meravigliosa sonata per violoncello in Fa minore, opera 26, numero 1, il secondo movimento, l'allegro molto moderato di Gheorghe Enescu, che moriva oggi il 4 maggio 1955 a Parigi. Non è Leonardo, non è la RAI, siamo invece a celebrare questo compositore, violinista, pianista, direttore d'orchestra rumeno, appunto considerato uno dei più grandi musicisti e compositori del XX secolo. Questa sonata è diventata famosa per quello, per la sigla RAI, però è ben altro. Intanto torniamo alla rassegna stampa, anche se poi avremo un altro ospite che ci spiegherà tutto esattamente cosa è successo in quel del Cremlino, perché ne sa tutto e ne sa di più. Lui ne sa moltissimo, anche se l'è cavata giudiziariamente, gli è andata veramente di fortuna. E comunque ci spiegherà tutto lui. Quali sono i retroscena dell'attacco al Cremlino, il drone o quel che sia contro Putin. Intanto torniamo alle notizie del giorno. Eravamo rimasti al cabaret commentato dal presidente della Campania, De Luca, invece da Prima Comunicazione, primaonline.it, sull'intelligenza artificiale, la Casa Bianca, Joe Biden e la sua vice Kamala Harris hanno convocato Google e Microsoft per domani, anzi per oggi credo, presenti anche i vertici di OpenAI, che è il padre e la madre insomma di ChatGPT, e Anthropic, l'altro sistema dedicato all'intelligenza artificiale, un'altra start-up. La Casa Bianca ha convocato dunque i vertici Google e Microsoft per un incontro con la vicepresidente Kamala Harris. Tema gli sviluppi dell'intelligenza artificiale, con i rappresentanti appunto di OpenAI, fondata a suo tempo da Elon Musk e generatrice di ChatGPT, e Anthropic, un'altra azienda dedicata a questo settore dell'intelligenza artificiale. Ad anticiparlo l'agenzia Reuters, che ha segnalato che all'incontro dovrebbero partecipare il capo dello staff del presidente, il vice, il consigliere per la sicurezza nazionale, eccetera. La pianificazione dell'incontro è dopo settimane in cui il tema dell'intelligenza artificiale e dei suoi sviluppi sta tenendo sempre più banco. A preoccupare i rischi legati allo sviluppo di sistemi sempre più sofisticati, scrive Prima Comunicazione, in un contesto non regolamentato, con timori che coinvolgono la privacy, la sicurezza nazionale, l'istruzione. Lo stesso presidente Biden ad aprile aveva espresso i suoi timori, invitando le big tech, le aziende tecnologiche, a essere più prudenti quando rendono pubblici i loro prodotti e a farlo solo se convinti della loro sicurezza. La scorsa settimana la sicurezza interna americana ha creato una task force per studiare l'intelligenza artificiale e individuare punti deboli della nuova tecnologia per indirizzare l'azione di governo. Attenzione sul tema anche in Europa. L'Unione Europea ha convocato una task force dei garanti privacy per adottare una linea comune su casi come quello di ChatGPT, e l'Eurocamera vota tra una settimana normative più stringenti sull'intelligenza artificiale. Nel frattempo arriva la fiera della provetta e non solo, ci racconta oggi il quotidiano Avvenire. A Milano il 20 e il 21 maggio fa tappa Wish for a Baby, desiderio di un bimbo. È un evento internazionale che offre servizi per chi cerca figli in laboratorio, ma forse anche con madri surrogate, che sarebbe vietato ovviamente. A volte ritornano, scrive Avvenire, uguale la sede, lo spazio espositivo per eventi East End Studios di via Mecenate, periferia est di Milano, dove tra l'altro inizia la convention di Forza Italia domani e dopo. Comunque, identica la data, è il terzo weekend di maggio, quest'anno 20 e 21, sabato e domenica 20 e 21 maggio, cambia solo il nome. Nel 2022 era Un sogno chiamato bebè, quest'anno si chiama Wish for a Baby, desiderio di un bambino. Si tratta della fiera della maternità in provetta e delle tecniche di procreazione assistita che fa tappa in diverse capitali europee. Finora non a Milano, perché nel 22 la fiera era stata annullata dopo numerose proteste anche di movimenti femministi. Le stesse proteste che hanno già annunciato, gli stessi movimenti che hanno già annunciato per il 20 maggio un presidio contro la fiera mercato dei bambini, per chi cerca figli in laboratorio, ma forse anche con madri surrogate, forse, che sarebbe vietato appunto. Mentre racconta una storia di disagio massimo, La Stampa di oggi a pagina 17, la storia di un cittadino prigioniero a casa sua.
È il dramma di un 59enne di Torino. Dopo l'amputazione delle gambe è costretto a strisciare sulle scale per lasciare l'abitazione. Attende l'invalidità per avere il montacarichi. Oltre alla fatica è un'umiliazione, scrive La Stampa, citando le parole del signor Maurizio Mangiapane, 59enne, che deve strisciare letteralmente sulle scale e facendo forza sulle braccia per arrivare in un cortile dove lascia la carrozzella o per entrare in casa. Dice la moglie: abbiamo pensato di trasferirci, ma gli affitti sono alti, non ci è possibile. Non ho più le gambe, cosa c'è da accertare? I miei figli hanno rinunciato a vivere da soli per aiutarmi. Mi vergogno a dover uscire così, ma non posso stare sempre chiuso in casa, altrimenti divento pazzo, dice il signor Maurizio Chieri, Torino. Lasciamo La Stampa e andiamo velocemente ad analisidifesa.it, il sito diretto da Gianandrea Gaiani, sul quale vi segnalo un articolo di Mirko Molteni sulla guerra in Sudan. La guerra dell'oro, scrive Molteni. Nelle ultime settimane i fragili equilibri del Sudan sono saltati con notevole spargimento di sangue. Un paese già nei decenni passati martoriato da guerre civili endemiche come quella in cui in Darfur, nella sua parte occidentale, e quella nella sua porzione meridionale, sfociata nel 2011 nella secessione e nell'indipendenza del Sud Sudan. Un paese che si ritrova ancora una volta a campo di battaglia, complici influenze esterne. Alla lotta per il potere, scoppiata fra l'esercito regolare del generale Abdel Fattah al-Burhan e le forze speciali RSF del generale Mohammed Hamdan Dagalo, detto Hemeti, fa da sfondo l'interesse delle potenze straniere per i giacimenti d'oro e di petrolio del paese, nonché per la sua posizione strategica di crocevia fra il Sahel, il Corno d'Africa e il Mar Rosso, sulla via fra Suez, cioè il Mediterraneo, e l'Oceano Indiano. Una crisi, scrive Mirko Molteni su analisidifesa.it, che può fare da detonatore in una regione già problematica. Adesso ci fermiamo un attimo e poi apriamo un altro capitolo interessante nella nostra mattinata.